Un fatto storico che io ho ripreso, l'ho ripreso come Fogolar Civic di Udine, l'ho ripreso anche nell'ambito di quello che è il mio istituto comprensivo che sta nel cuore del Friuli, Codroipo, Codroipo che è stata la patria di Giuseppe Bianchi, un grande storico che riscopre oltre un secolo fa, riscopre questi documenti che si riferiscono a 650 anni fa e ad un fatto molto particolare, una disfida per l'onore friulano. Siamo in Austria, alle porte di Vienna, diciamo così, due capitani, due cavalieri, uno tedesco e uno friulano, si sfidano perché il cavaliere tedesco dice che i friulani sono tutti traditori. Il friulano Ettore di Ragogna risponde alle accuse di Eccardo di Limberg e quindi segue una vicenda molto interessante soprattutto per quanto riguarda i contenuti. Ecco, l'onore, la difesa dell'onore friulano, già 650 anni fa, un senso della dignità che va oltre l'individuo, che va oltre la famiglia e che va a ricomprendere un'entità che è un'entità territoriale, ma un'entità innanzitutto dell'anima, dello spirito. Quindi Ettore di Ragogna rispose alle accuse di Eccardo di Limberg accettando appunto di sfidare il tedesco con i suoi cavalieri friulani. Una storia lontana che però parla al presente di dignità, un presente che insomma in genere la dignità l'ha un po' persa di vista, quantomeno nei suoi contorni tradizionali. Ecco, un contributo che il Fogolar Civic di Udine, ma certamente questo carissimo istituto comprensivo scolastico che sta nel cuore del Friuli ed è il più grande istituto scolastico della regione, ecco, queste realtà appunto insieme anche all'Arlef, che è pronta il presidente Cisilino a sostenere queste iniziative, ecco, un fatto che merita così menzione, ricordo e riflessione nell'attualità, per grandi e piccini.